Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buonasera, eccoci a Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Direi che possiamo partire dai dati, ma non tanto i dati di vendita che non mostrano, grandi cambiamenti rispetto alle settimane precedenti. Mi piacerebbe commentare invece brevemente i dati di vendita che sono stati presentati dall'AIE, scusate, l'Associazione degli Editori Italiani, al Salone del Libro di Torino la settimana scorsa. Bene, i dati di vendita hanno visto una flessione clamorosa in tutti i canali di vendita la grande distribuzione ha perso il 6% delle vendite, lo store online il 5%, le librerie vanno un po' meglio, ma insomma c'è una diminuzione netta anche lì, cioè il mercato praticamente si sta contraendo veramente di tanto. Il calo complessivo è una flessione del 3,6% a valore e 3,2% in termini di copie. E quindi insomma vuol dire che mancano 16 milioni di euro all'appello, cioè abbiamo speso 16 milioni di euro in meno rispetto al 2024 nello stesso periodo. Ora, perché il calo delle vendite? Ci sono vari motivi. Uno è un motivo, puramente politico, ovvero negli scorsi anni l'editoria, ma soprattutto i librai, nella filiera, si sono avvalsi di un finanziamento per fare le prenotazioni molto ricco dato dal governo, dal ministro Franceschini. Aveva anche la sua logica, eravamo in epoca Covid e effettivamente lì ci fu un aumento importante delle vendite proprio negli anni del Covid, in cui stavamo in casa, forse leggevamo di più o forse appunto era la fioritura dovuta al concime che ci ha messo il Ministero. Ora quel concime non c'è più e quindi i dati della lettura tornano indietro come erano prima dell'epoca Covid. Ma c'è forse poi un altro motivo, ovvero è un tema che abbiamo già toccato in Alta Tiratura, ma secondo me è un tema centrale, ovvero la assoluta mancanza di varietà nei titoli che noi troviamo in libreria. Cioè prendete la saggistica, troverete 1000 saggi, uno identico all'altro, uno la fotocopia dell'altro, che ci spiegano la guerra in Ucraina in chiave antirussa. Andate sul bancone dei gialli, ci sono 1 milione di gialli o anche 2 milioni di gialli, tutti uguali. Il detective depresso, il serial killer di provincia, ci sono saghe ambientate, ma questo anche in TV, ci sono saghe ambientate in paesi che fanno meno di 10.000 persone, dove però c'è un omicidio all'anno. Poi ci sono insomma queste figure stereotipate che alla fine uno dice vabbè, ma ne ho già letti 10, uno uguale all'altro, l'11° sai cosa c'è, non lo compro. Poi c'è il filone della letteratura rosa, tra virgolette, nel senso che è venduta come se fosse letteratura alta, ma in realtà se poi voi andate a vedere anche lì gli stereotipi delle trame e la lingua, è chiaramente un'evoluzione della letteratura rosa. Per carità, non c'è niente di male, basta non vendercela, basterebbe non pubblicizzarla come se fosse un insieme di capolavori della letteratura, non lo sono.
sono prodotti studiati per il mercato perché, come sappiamo, come è confermato anche dai dati che poc'anzi citavo, il lettore medio non è un lettore ma è una lettrice con una buona capacità di spesa e che si colloca tendenzialmente nel nord Italia, dove ci sono dati di lettura più rigogliosi. Ma attenzione, perché quando diciamo Nord Italia, noi non stiamo dicendo tutto il Nord Italia, noi stiamo dicendo un'area di 2 chilometri quadrati intorno al Duomo di Milano, dove ci sono tutti i grandi megastore e dove vengono effettuate la maggior parte delle vendite. Cioè noi quando vediamo la classifica, non so, del famoso editore che ci dice nei nostri store abbiamo venduto di più il libro di tal dei tali, in realtà sta parlando quasi sempre di dati fondati sulle vendite in particolare di una libreria, che è la libreria milanese collocata intorno al Duomo, che fa la maggior parte delle vendite. È così per tutti i grandi gruppi, peraltro. E quindi questi sono i dati di lettura. Non sono buoni dati, sono stati presi anzi come una sciagura dall'industria, però a quanto pare come dire, anche l'industria dovrebbe fare forse una riflessione sui prodotti che mette in commercio. E noi adesso vediamo alcuni di questi prodotti, questi libri, ma li andiamo a pescare là dove c'è più pane per i nostri denti. Pane per i nostri denti significa c'è più varietà, capacità di osare e di essere anticonformisti. Bene. Partiamo da un libro sul quale non mi dilungherò perché so che Raggio Libertà gli ha già dedicato un bello spazio, e è il dizionario politicamente scorretto di Filippo Facci, dalla cancel culture a Donald Trump, edito da Liberi Libri. Questo è un vero e proprio dizionario dove trovate voci come hate speech, Olbeck, identità di genere, gender, manicomio, maschilismo, femminismo, insomma, Facci prende un po' in giro, anzi prende in giro in maniera spietata la lingua del politicamente corretto, e ovviamente scrive per questo un libro politicamente scorrettissimo. Ci sono varie parti molto molto divertenti, ad esempio, non lo so, quello, e anche diciamo altre parti che fanno pensare, ad esempio, non so, l'autocensura che appunto trovate nel dizionario, effetto collaterale indotto dagli eccessi del politicamente corretto. Coincide con l'istante psicologico in cui, dopo aver pensato qualche cosa, si decide che è meglio non dirla o scriverla per evitare possibili guai, salvo rimanere perplessi e di malanimo in un secondo momento per non averla detta o scritta. Il politicamente corretto di fatto pretende o induce limiti alla libertà di espressione. La legge dovrebbe giustamente punire una palese incitazione alla violenza che lasci intravedere un pericolo reale, ma giudicare offensiva un'opinione o un'espressione solo perché qualcuno lo giudica tale è fuorviante. Mi sembra assolutamente condivisibile, e qui a maggior testimonianza di quello che scrive Facci c'è una citazione di Michel Houellebecq. Voi sapete che Michel Houellebecq è lo scrittore francese di Sottomissione ed è stato processato e assolto per offesa all'Islam, questo molti anni fa, nel 2002, nel 2012 se non ricordo male, e in ogni caso è uno scrittore famoso per non avere molti peli sulla lingua. Sentite cosa dice, cosa ha detto pochi mesi fa, dicembre 2024. Io non ho fama di fare molta attenzione, semmai il contrario, eppure faccio più attenzione a quello che scrivo adesso di 10 anni fa. Sempre non abbastanza, ma sì, faccio più attenzione a quel che dico. E se lui si è reso conto, lui che non ha filtri di solito, si è reso conto di applicarli adesso, forse è un segnale, come dire, inquietante. Poi
Naturalmente c'è chi dice che la cultura woke o politicamente corretta è finita perché con l'arrivo, diciamo, simbolicamente con l'arrivo di Trump alla presidenza, però insomma a noi pare che si faccia ancora sentire e bella forte. Un altro dei capitoli di Facci, secondo me molto interessanti, è dove fa l'analisi dei titoli che vengono dedicati alle stragi di matrice islamica, dove ci sono tutte le informazioni che desiderate, tranne quella fondamentale, cioè sapere la motivazione dell'atto di sangue, dell'omicidio, dell'assalto, e questo particolare viene regolarmente omesso perché altrimenti ci si espone alle accuse di razzismo, ma questo è assolutamente folle perché l'etnia, la religione dell'assassino o degli assassini è parte integrante della notizia e ometterla significa non rispettare quell'etnia o quella religione, ma semplicemente nascondere una parte fondamentale appunto dei fatti e quindi della notizia. Adesso ci ascoltiamo una canzone che non ha peli sulla lingua, che è Cocaine di Eric Clapton. Ritornati ad Alta Filatura, abbiamo ascoltato un brano di Eric Clapton, nel senso interpretato e reso famoso da Eric Clapton, ma in realtà questo brano è una cover di J.J. Cale, che è il vero autore di questa canzone, che è un grande chitarrista rimasto un po' nell'ombra, almeno diciamo in Europa, dove invece Clapton ha ottenuto un grande successo. Bene, avevamo parlato dei dati di vendita, del conformismo sostanziale dell'editoria italiana, del libro di Facci che è uscito per Liberi Libri, che è da sempre un editore che invece pubblica cose che sono sempre stimolanti e fuori dal coro, e adesso passiamo a esaminare, a consigliare alcuni libri per le prossime giornate di lettura. Allora, avevamo detto che uno dei rami più inflazionati dell'editoria italiana è quello dedicato ai gialli, che sono tutti uguali. Qui invece ci imbattiamo in una crime story che è completamente diversa e che esce completamente dai canoni che prima abbiamo ricordato, cioè l'investigatore depresso, il serial killer di provincia e così via. Bene, il libro si intitola Cravuni, che in siciliano significa carbone,
Lo ha scritto Orazio L'Abbate, che è famoso per altri romanzi come L'Oscuro, che fu il suo esordio, che sta per diventare un film che uscirà a breve, e l'editore è Grey Interzona, che in realtà è un marchio di Polidoro Editore, un editore che si sta facendo notare per la diciamo, diversità della proposta dei libri che porta in vendita sugli scaffali delle librerie. Cravuni, come descriverlo? Innanzitutto partiamo dalla lingua, che è una lingua estremamente aspra, non è un libro di facile lettura, richiede impegno, ma poi ripaga alla fine, e è una lingua in cui Orazio L'Abbate inserisce anche in maniera organica dei termini che appartengono al siciliano, e in questo diciamo, si inserisce in una tradizione che è la tradizione letteraria siciliana, a cui si potrebbe tranquillamente dedicare un libro, come a quella veneta del resto, no? Perché ha delle caratteristiche uniformi sia dal punto di vista tematico sia dal punto di vista linguistico, e le tematiche dal punto di vista appunto del contenuto nella letteratura siciliana spesso sono la morte, l'oscurità e le tenebre dell'anima. E non so, vi faccio qualche esempio. Prendiamo Leonardo Sciascia, prendete un libro come Il giorno della civetta. Sciascia prende il giallo tipico alla Simenon, e però cioè, ogni pagina parla di morte. È un libro veramente, un confronto veramente forte con questo tema. Poi ci sono diciamo, le motivazioni politiche, sociali, la mafia, tutto quello che volete. Però insomma è uno scontro con la morte che avviene ad ogni pagina proprio. Oppure pensate, non so, a uno scrittore come Vincenzo Consolo, l'autore di Nottetempo di Porta in Porta, che è tutto un libro costruito per piccoli capitoli dove si racconta la storia della trasferta siciliana di Aleister Crowley, satanista, e poi dopo ci si immerge in un delirio che è fatto di droga, di violenza, e insomma un altro libro molto forte, questo molto ben leggibile, non a caso ha preso anche il premio Strega quando è uscito, ma pensate anche, non so, Gesualdo Bufalino, il suo esordio di Ceria dell'Untore era il dialogo tra due persone malate in un sanatorio, e che è un dialogo tutto sul limitare delle tenebre, no? Perché un passo più in là c'è la morte. Ma anche se pensate a capolavori sperimentali come Orcinsorca di Stefano D'Arrigo, che è ambientato nel 1943, anche lì è tutto un oscillare tra la vita e la distruzione della vita. Questi sono temi appunto che appartengono ovviamente alla letteratura mondiale, ma che negli scrittori siciliani trovano, come dire, un'ambientazione comune e una lingua radicata appunto nel siciliano che li unifica, li rende diciamo da studiare tutti insieme sono, ecco. Cravuni è una storia di questo tipo. Allora, Orazio L'Abbate era in vacanza in Oklahoma quando decide di trasferirsi e di andare a visitare la Louisiana. Questo nella realtà. Cosa succede? Succede che però c'è uno di quei tornadi incredibili che vedete nei film, tipo Twister, e quindi è costretto a cambiare strada e finisce in un posto in mezzo al nulla, circondato da un paesino che esiste realmente, che si chiama Afton, e che è in mezzo a niente, come accade a volte diciamo nei paesi centrali dell'America, che non sono sempre fittamente popolati. Questo paese ha circa 10.000 abitanti e in qualche modo vi ricorda il paese da cui Orazio proviene, cioè Iesi, provincia di Caltanissetta, che è arroccato su un monte e ai piedi ha un vero e proprio deserto, ma deserto nel vero senso della parola, proprio con la sabbia. E qui gli viene in mente appunto di costruire una storia che leghi i due mondi, per cui abbiamo
un omicidio rituale di una signora in un drugstore, signora che poi scopriamo essere un'immigrata siciliana e la nonna di un ispettore della polizia dell'Oklahoma, e appunto questo omicidio avviene ad Afton. Dopodiché il nipote ispettore capisce che, da un dettaglio che non vi posso spiegare, che è tempo di ritornare in Sicilia per vendicare la morte della nonna, e qui c'è un salto, come dire, quantico nel romanzo, in questa crime story, che la rende, il salto che la rende completamente diversa dalle altre, cioè noi capiamo a un certo punto che, come dire, stiamo assistendo a una tragedia greca. Ora, quando diciamo Sicilia, diciamo anche Magna Grecia, diciamo teatro, e quindi in un certo senso riemergono quelle divinità pagane, e insieme quel mondo pagano, che può essere anche brutale e sanguinario, che in qualche modo appunto ci viene sempre ricordato quando siamo in Sicilia. Il finale ovviamente non si può assolutamente rivelare, anche se non è un giallo di quelli, come dire, devo aspettare l'ultima pagina per sapere qual è il colpevole. In realtà è un saggio, cioè un romanzo che ci chiede di leggere pagina per pagina e di andare avanti, talvolta senza accettare appunto le regole di ingaggio del giallo tradizionale, la suspense. Cioè la suspense, ma è data da altre cose, è data dall'attesa di qualcosa che non arriva mai, che poi invece all'improvviso eccola lì, e è data dalla lingua che ti tiene sempre sulla corda, perché è una lingua che sconvolge e coinvolge. Altri due titoli, prima di chiudere, sono due titoli che hanno qualche cosa in comune. Uno è pubblicato da Quadlibet, è un libro di Diane Di Prima, intitolato Memoria di una beatnik, che è una sua autobiografia. Diane Di Prima è stata la donna che faceva parte del gruppo della letteratura beat americana, Kerouac, Burroughs, Ginsberg. Questa è un'autobiografia spudoratamente erotica, quasi con alcune pagine pornografiche, ma diciamo nel miglior senso possibile, nel senso che è una pornografia scritta in maniera sopraffina e volutamente provocatoria. E è interessante perché, insomma, come dire, ci fa vedere in un romanzo rosa, tra 1 milione di virgolette, che è però completamente diverso dalla solita pappa che trovate in quei prodotti liofilizzati di cui si parlava prima. Diane Di Prima non ha aspettato il femminismo per imporsi come donna, ma insomma non è tanto quello, la sua capacità di essere protagonista, quello che conta. E poi un libro che uscirà la settimana prossima è invece un libro di frammenti e di poesie di Joan Baez, la grande cantante. Quando vedi mia madre chiedile di ballare, uscirà per la nave di Teseo. Lei sta per arrivare in Italia, dove si esibirà anche nell'ambito della Milanesiana, e è un libro che vi consiglio lei faceva parte del gruppo dei cantanti folk, è stata amante di Bob Dylan e ha cantato benissimo le canzoni di Dylan. È un pezzo della storia della musica folk, è in qualche modo paragonabile anche a Diane Di Prima e per l'anticonformismo, e è un libro che vi consiglio. Vi do appuntamento alla settimana prossima, grazie. Avete ascoltato Alta Tiratura,